Allora, niente, oggi siamo qua come testimonianza in Vicenza, nel campo di Via Agricoli, campo nomadi. Una volta era un'area attrezzata per lo spettacolo viaggiante, oggi viene definito campo nomadi, dove si delinque, la famosa delinquenza, perché i sinti vengono denominati uguali zingari delinquenti. Qui abbiamo delle persone che sono qui da generazioni e noi vogliamo far conoscere questa realtà nascosta che a nessuno vogliono farla conoscere, ma noi vogliamo farla conoscere perché noi sinti aspetta il diritto di poter essere ascoltati dalla maggioranza italiana. L'altro giorno, che era il 5 di marzo, sono state fatte delle schedature ancora, no? Come erano fatte? Cioè, come venivano fatte queste schedature? Sono arrivati qua alle 6:30 la mattina a bussare, svegliarsi tutti. E uno che andavamo in piazza, metti dietro un sciolo bianco e farci tutte le foto schedate che siamo qui residenti da una vita, si conoscono tutti. Non serve mica che andiamo a farci le foto. Quindi si è dato la carta di non serve. Io ho i miei nipoti che hanno fatto qualcosa della sua gioventù, come tutti i gioventù sbagliano, e dopo hanno pagato per la sua pena, hanno pagato i suoi debiti, non voglio nessuno. Loro che basta la questura viene qua da noi che ci chiede, oh, venite su che devo farvi una foto. Noi andiamo in questura, non c'è mica un problema che viene qua 200 carabinieri, fare una brutta figura davanti alla gente. Carabinieri, polizia? Questura. E cosa vi chiedevano? Per quale motivo lo facevano? Noi ci abbiamo chiesto per che motivo, per ordine del Ministero di Roma. Di Roma. E dal Ministro Maroni? Dal Ministro Maroni, il Ministro che ha detto dovete schedarli tutti e fotografarli tutti, sapere anche chi sono, chi non sono nel campo. Hanno schedato anche minorenni? Sì. Minorenni tutti. Ma ci hanno fatto la foto a tutti i minorenni, donne, uomini, tutti quelli che erano qua. Mi chiamo Uscire Andrea e ho 48 anni. Questo campo è per la polizia e i carabinieri come fossimo sempre che ci danno addosso, si vedono con le macchine, ci fermano anche 3 volte al giorno per controllarci nei bauli, i documenti. È come l'altro giorno che sono venuti, che ci hanno schedato con delle foglie di carta col nome, cognome e l'altezza, ce l'hanno dato in mano, ci hanno fatto la schedatura. Io, i miei figli, mia moglie, mia nuora e i bambini. È una bambina di 13 anni. L'hanno fatte altre volte queste schedature? Oppure solo quest'anno l'hanno fatto? Ogni 5 anni le fanno? No, ogni quelle anno? schedature qua sono state fatte anche 2 anni fa. Ci hanno preso qui e hanno fatto ancora anche i bambini, con le stesse modalità. Stiamo entrando nel campo di Via Agricoli, un campo nella periferia, vicino alle vicinanze al centro di Vicenza. Qui ci sono delle famiglie che vivono da 50 anni qui a Via Agricoli e in queste famiglie sono state tutte schedate fotograficamente. Non ci sono margini di sicurezza, questi sono tutti i bagni per tutte queste famiglie. Sono 2 bagni. Questi sono 2 bagni per tutte queste famiglie. 2 sono? Sì. Vediamo i tubi che vanno nelle fognature, che sono in mezzo alla strada. Ma che cosa volete voi? Ma micro aree che ci danno una sistemazione adeguata perché non ci prendono più come zingari nemmeno. Ma voi cosa siete? Zingari, Rom o Sinti? Sinti noi siamo, Sinti, extra giostrai. Allora, abbiamo sentito che l'altro giorno sono arrivati i carabinieri, la questura. Polizia. E cosa hanno fatto? Si hanno messo i cartelli qua come a tempo da guerra. Poi che andavi in guerra che accopavi mettevi i cartelli. Come uno voglia giù un nome e cognome con i cartelli. Ma non ho mai sentito una roba così. Ma solo voi adulti o anche i bambini? Anche la Iuna da 13 anni. 13 anni. Sì, anche minorenni. Adesso è a scuola, no? Uno di 17, l'altro di 15, 14. Sì, da tutti i bambini, tutto quel che era. Grazie. Chi è stato schedato? Ti? Mila, Scentella, Brenda, la Iuna, tutti piccoli qua, minorenni, tutti qua. Tutti minorenni. Sì.
Motivo? Il motivo va a sapere, non si sa. Ma tutti minorenni allora? Qua abbiamo una minorenne che è stata schedata, dove diciamo che i minorenni non vengono schedati, invece in questo punto sono stati schedati con i cartelli. Com'è venuta la cosa? Com'è venuta? La mattina presto, che ora? Ti erano i vigili, i carabinieri? Sono la polizia Sì. e ci hanno fatto le foto con dei cartelli. Come ti chiami te? Iula. Ti hanno messo un cartello dove? Io ho messo un cartello per di qui e uno qui. E ti sei girata? Sì. Il motivo che ti hanno fatto queste foto, questa schedatura? Boh, non so. Vorresti che te lo fanno di nuovo oppure ti sembra ingiusto quello che stanno? Sarebbe giusto? Allora vogliamo dire anche l'età che ha questa ragazza che è stata generalizzata, schedata, fotografica. Hanno fatto anche le impronte? No. Solo foto? Foto. E quanti anni hai? 13. 13 anni. Cosa è successo in questi giorni? Cosa ti sembra di strano, insomma, che è successo? C'è stata una schedatura? E infatti sono venuti qua alle 6:30 di mattina, si sono messi lì come il muro, come i fascisti, non so, facevano una scheda. Una scheda poi? Si hanno fotografati con un cartello così. Motivo? Ma non si sa, hanno detto che bisogna fare la foto per forza. Ma voi vi siete ribellati a non farlo? Io ho detto non voglio fare, non dovete fare la foto. Hai precedenti penali? Io no, non so precedenti. Mai avuti? Mai avuti. Dove siete andati questa mattina? Questa mattina siamo andati in comune a prendere appuntamento col sindaco. Col sindaco. Abbiamo protocollato documenti, adesso vi facciamo vedere il foglio. Se puoi fermare la telecamera perché sennò... Spettacolo viaggiante. Il periodo, cosa è successo l'altro giorno? Sono arrivati alle 6 del mattino, ci hanno preso giù tutti, noi davamo i documenti, loro hanno detto no, vogliamo farvi la schedatura, dobbiamo fare delle foto per un censimento. Che invece il censimento, siamo andati su in comune a chiedere, non c'è stata nessuna svolta per un censimento. E il comune non sapeva niente. Sono solo i casini. Smog? No? Smog a volontà. Vedi quei buchi lì che ci tirano Abbiamo le polveri sottili che ci soffocano. Polveri sottili, smog, perché c'è una scuola, vedi, c'è una scuola e gli autobus si fermano di fronte e fanno un fumo della Madonna. Abbiamo messo della rete protettiva, per modo di dire, che ci tirano dietro. È il metano. Voi siete praticamente vicino al metano? Siamo vicino al metano e vicino a una pompa di benzina. Al benzinaio.